È stata disposta l'autopsia sul corpo di Italia Salvagnini Luxardo, conosciuta da tutti come Pupa, 82enne della famiglia di imprenditori titolari dell'omonima azienda di Torreglia che produce il famoso liquore. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. L'anziana imprenditrice è deceduta sabato mentre si trovava nella piscina dell'hotel Hermitage Medical di Teolo. A trovarla in gravissime condizioni, ancora in acqua, alcuni clienti della struttura alberghiera dove l'82enne alloggiava da un paio di settimane. Pupa Luxardo doveva essere insieme alla badante filippina che sostituiva la collaboratrice familiare, invece era da sola nella zona idromassaggio. La procura vuole vagliare anche la posizione dei bagnini e il sistema di vigilanza dell'albergo. Quando l'82enne è stata trascinata a bordo piscina si è cercato di rianimarla, ma all'arrivo del SUEM non c'era già più nulla da fare. Il pubblico ministero con l'autopsia vuole chiarire se la donna sia morta per annegamento o per un malore fatale. Pupa Salvagnini Luxardo era la vedova di Michele Luxardo, morto nel 2002, presidente dell'azienda fondata nel 1821 da Girolamo Luxardo a Zara in Dalmazia e poi dopo la seconda guerra mondiale trasferita a Torreglia. La data dei funerali ve l'ha fissata dopo il nulla osta della procura alla restituzione della salma ai familiari.